E siamo di nuovo in diretta su Antenna 3 in questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali con la quale vi stiamo aggiornando ormai da una settimana sulla emergenza coronavirus. Allora ci chiede la linea da Marghera Anna Maria Parisi, ci sono degli importanti aggiornamenti, l'abbiamo detto poco fa, purtroppo si allunga la lista delle vittime. Non ce l'ha fatta il 77enne di Mira ricoverato all'ospedale di Padova. Allora colleghiamoci subito con Anna Maria Parisi. Buonasera Anna Maria. Sì, eccoci in onda, buonasera anche a voi da studio e purtroppo è una notizia che avremmo non voluto dare, ma c'è la terza vittima ed è il primo veneziano, è il 67enne di Mira che era stato ricoverato d'urgenza poi a Padova dopo una serie di giri nei vari ospedali e purtroppo non ce l'ha fatta e uno dei 3 ricoverati in quel di Padova che si trovava da venerdì scorso, da 3 giorni fa, intubato e in particolare aveva un'apparecchiatura speciale che si chiama ECMO che serve a riattivare in modo extracorporeo la circolazione con tutta una serie di fili eccetera, quindi lui era già molto grave e c'è da dire che lui faceva l'autista di scuolabus, era un autista di scuolabus in pensione, era di Oriago di Mira ed era ricoverato da venerdì scorso e poi le sue condizioni si sono aggravate, quelle di sabato dove è stato ricoverato al reparto di rianimazione di Padova. C'è da dire che era stato ricoverato inizialmente per una polmonite, poi c'è stato l'aggravamento della sua situazione, quindi la positività al tampone e purtroppo il decesso avvenuto questa mattina, avvenuto alle luci dell'alba di questa mattina, erano intorno poco prima delle 5, intorno alle 5 del mattino. E lui abbiamo provato a ricostruire un po' quanto accaduto a questo autista. Lui si era recato per la prima volta in pronto soccorso a Milano il 13 febbraio scorso, ma come racconta la moglie, era stato rimandato a casa perché gli era stato detto che non aveva nulla. Quindi torna a casa dal 13 febbraio e ci resta 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio, giorno in cui si sente nuovamente male, al punto che ritorna al pronto soccorso. Ritorna al pronto soccorso e questa volta lo ricoverano, però il ricovero Milano dice no, c'è qualcosa che non va, lo trasferiamo a Dolo. Viene trasferito a Dolo e da qui all'ospedale di Padova dove è stato trasferito a Padova. Perché da Dolo? Perché già a Dolo la situazione era precipitata, arrivato a Padova la situazione si è aggravata, tanto che venerdì scorso si era reso necessario intubarlo, ma la sua situazione era già molto precaria e oggi purtroppo questa brutta notizia, questa notizia che non avremmo veramente voluto dare. La moglie con gli altri familiari si trovano ancora in quarantena volontaria, non frequenta bar, dice la moglie, non frequentava associazioni sportive. Insomma è una coppia che a detta della moglie non faceva una vita mondana, anzi era molto ritirata, ma uscivano solo per fare la spesa, racconta la moglie, che davvero non riesce a capire come possa essere avvenuto il contagio. E quindi questa è la terza vittima veneta, ricordiamo la prima, il 77enne di Vo, padre dell'ex sindaca di Vo, Adriano Trevisan, la seconda vittima. Nei giorni scorsi a Paese la donna di 76 anni, Luciana Mangiò, e oggi il 67enne, l'ex autista di scuolabus di Oriago di Mira. E naturalmente ci uniamo al cordoglio dei familiari di questa vittima insieme a quelli familiari delle altre vittime, e certo che è una notizia che ci colpisce tutti, anche se
ci hanno detto che lui non si è aggravato per il coronavirus, vero è che le complicanze sembrerebbero essere arrivate in concomitanza della positività al tampone. E per altri aggiornamenti ci possiamo sentire più tardi. Volevo dirvi che nel frattempo ho sentito anche il sindaco di Mira, Marco Dori, che ha chiesto se possiamo contattarlo telefonicamente perché ha da esprimere non soltanto le condoglianze ai familiari, ma vorrebbe parlare anche all'intera comunità. Quindi come terminiamo questo collegamento, se avete modo di sentire il sindaco, lui avrebbe piacere di intervenire, il sindaco di Mira. Sì, sicuramente, grazie Anna Maria. Ora dalla regia spero sia possibile contattarlo quanto prima in maniera tale da sentire questo suo messaggio alla comunità. Appunto, grazie dunque Anna Maria, ci collegheremo prossimamente per ulteriori aggiornamenti. Siamo anche in attesa del bollettino pomeridiano della regione con i contagi, solitamente arriva verso quest'ora, anzi di solito era già arrivato, quindi c'è qualche ritardo quest'oggi nella comunicazione di quelli che sono i dati ufficiali della regione sull'andamento della curva appunto dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Abbiamo più volte parlato in questi giorni, in queste ore, in queste lunghe dirette che ormai appunto da 10 giorni stiamo continuando per tenervi aggiornati con tutte le informazioni sull'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Più volte, dicevo, abbiamo parlato di quelle che sono le conseguenze sul tessuto economico che si stanno verificando e che si stanno anche progressivamente aggravando naturalmente con il protrarsi dell'emergenza. Oggi pomeriggio a Treviso la collega Anna De Roberto è andata a sentire un'operatrice di viaggi che si occupa quindi di turismo, Vittorina Pravato, e poi anche diversi esercenti, ristoratori e gestori di pubblici esercizi che si trovano in difficoltà, anche proprio per esigenze interpretative di questa nuova disposizione relativa alle aperture e al contingentamento, diciamo, del numero di avventori che possono entrare nei locali e delle distanze di sicurezza che devono essere mantenute tra una persona e l'altra per contenere appunto il contagio. Sentiamo. Abbiamo già pagato le compagnie aeree, le quali tassativamente stanno dicendo noi non rimborsiamo, le scuole straniere che alcune di loro con grande buona volontà ci dicono vi congeliamo, attenzione, vi congeliamo, non rimborsiamo, vi congeliamo gli importi che avete già pagato, quindi la cifra è molto alta, anche perché c'è da sapere che le scuole italiane che ci commissionano i viaggi danno un acconto del 25%, mentre noi per acquistare voli e per bloccare i posti nelle scuole straniere dobbiamo pagare tutti i saldi. Fate voi, una media è di 600 euro a studente. Le famiglie stanno chiedendo i rimborsi e anche le scuole, quindi il sistema rischia il collasso. Esatto, il sistema rischia il collasso perché non c'è una chiarezza e un regolamento, anzi a dire la verità c'è, ma questo regolamento riguarda quando il tour operator lascia a terra un passeggero, allora deve rimborsare. In questo caso sia noi, sia le compagnie aeree, sia le scuole straniere siamo obbligati a non fare viaggiare. Allora adesso la domanda è: chi paga tutte queste spese? Cosa chiede il comparto a Roma al governo? Chiede intanto di attuare un sostentamento per le aziende come le nostre e di dare risposte in termini non solo economici, ma mettendo anche delle regole che possano anche tutelare per le prossime volte, perché ogni volta che si sposta il vento su qualcosa, le agenzie di viaggio sono quelle più investite. Allora, le altre volte sono state delle bufere, questa volta sono tsunami. Allora, lo Stato che
lavora con la pubblica amministrazione, quindi Stato con Stato, non può lasciare il cittadino a piedi in questa misura, perché se saltano un numero inquantificabile, perché non lo so cosa siamo, 12.000, 13.000 in Italia, saltano stipendi, saltano tasse, saltano contributi, è qualcosa di devastante. Ecco, quindi queste sono le interviste realizzate oggi pomeriggio dalla collega Anna De Roberto a Treviso, che testimoniano le difficoltà appunto che ci sono in questo settore, e dovremo avere anche i pubblici esercizi. Ecco, li vedo nel preview. Sentiamo quindi le interviste raccolte proprio oggi pomeriggio in centro a Treviso. No, è impossibile. Cioè, questo lavoro, cioè, deve esserci del servizio sia al tavolo che al banco, non è possibile, insomma, secondo me. Poi ognuno fa quello che vuole. La mascherina non si può usare nel posto di lavoro, cioè non è professionale, e comunque secondo me sì, può servire, ma fino ad un certo punto, perché comunque sì, il contagio può avvenire in altri modi. Non avete ricevuto comunque direttive particolari dalla direzione? No, non mi sembra, no. Quanto ne so io, no. Abbiamo messo dei disinfettanti, però. Sì, per i clienti. Li usano? Sì, ho visto che li usano anche quando escono dal bagno, l'abbiamo messo, sì, anche noi ce l'abbiamo. Sì, diciamo che può aiutare, insomma, ecco. Per quanto noi possiamo igienizzare continuamente, la porta viene aperta continuamente, io non posso sempre abbandonare il banco per ripulire sempre la porta, per cui insomma sta nelle persone, quando si entra in un locale, andarsi a pulire le mani autonomamente nel bagno, oppure autonomamente con la mucchina, però non trovo assurdo dover pulire ogni 2 secondi superfici che di norma vengono pulite, sì, ma non posso pulirle per ogni cliente che arriva. Hanno fatto delle richieste assurde in questo periodo? Sì, mi hanno richiesto o il caffè nel bicchierino di plastica, oppure di non utilizzare il pennello per pulire il blocco del caffè. Oppure anche di indossare guanti o mascherine, per cui insomma c'è un po' di psicosi in giro. Se dovessero essere messe in atto delle misure per contenere il sovraffollamento, come fate? Guarda, sinceramente siamo in attesa che il governo ci dica esattamente come muoverci, perché altrimenti noi comunque siamo un'attività piccola, ci sono comunque dei dipendenti, ci sono l'affitto da pagare, le tasse da pagare, però per carità stare attenti sì, però bisognerebbe capire anche come ci verranno incontro. Siamo disposti a tutto, però è giusto capire anche noi come dobbiamo muoverci, perché tutto va avanti, insomma. Noi lavoriamo col teatro e essendo chiuso c'è stato un bel calo sull'aspetto dell'aperitivo dalle 7 alle 8. Poi però comunque per fortuna verso la fine, verso dopo cena, la gente esce, probabilmente mette via le paure da parte, le tiene a casa e si butta e viene in centro, viene in città. I più spaventati sicuramente sono gli anziani, comunque la gente di mezza età. E invece i giovani sono sempre in giro. Sicuramente alla mattina troviamo meno ragazzi per il fatto delle scuole, però comunque sull'aspetto serale notiamo questo calo di adulti e soprattutto signori di una certa età. C'è sempre il cliente che ha fretta e quindi ha bisogno di stare sul bancone, non può per forza sedersi, poi anche per il servizio è più veloce, sicuramente se è fatto sul bancone, quindi è molto difficile da fare e sì, non è comodo. Quindi il sovraffollamento non lo può impedire? No, è impossibile. Ecco, queste allora le interviste effettuate in diversi esercizi pubblici di Treviso, della città di Treviso, oggi pomeriggio, per fotografare un po' quella che è la situazione sul nostro territorio. Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo.